Dopo 27 edizioni, l'atletica del Brenta e la Dogis Half Marathon sono pronti a farvi emozionare ancora. Andiamo a prenderci pioggia! Ciao amici runners, ci siamo, 10 marzo 2024, 27esima edizione della Doji Half Marathon. Ci siamo per correre con 2000 atleti nelle meravigliose strade della Riviera del Brenta in mezzo alle ville venete, quindi un percorso oltre che molto veloce per chi ha bisogno di fare un bel tempo, anche paesaggistico e bello in mezzo appunto alle ville della Riviera del Brenta. Siamo pronti ormai alla partenza e forza runner, forza atletica Riviera del Brenta, forza Doji Half Marathon. Noi siamo pronti? 5, 4, 3, 2, 1, in bocca al lupo ragazzi! E lo spettacolo è qui! Dalla Riviera del Brenta, l'emozione della mezza maratona, 21 km e 97 metri, applaudite chi sta partendo, a cui va il nostro incoraggiamento. Correte, divertitevi e siate felici, siete voi gli artefici di La Dogis Half Marathon non si caratterizza per il suo percorso giudicato tra i più veloci del panorama delle mezze maratone italiane, ma si inserisce in un contesto dall'elevato valore storico-paesaggistico. Ed è in questo contesto che subito dopo la partenza incontriamo la regina delle ville della Riviera del Brenta, Villa Pisani. Dai che si va! Ciao ragazzi, ciao ragazzi! La Doji Half Marathon è stupenda! Ciao! Il giro di boa di questa impresa, ormai diventata epica a causa delle precarie condizioni meteo, è posizionato sul Ponte Mobile di Mira, un manufatto del 1965, collocato di fronte al comune di Mira, permette di collegare le due rive del Brenta. Quindi facciamo un bel applauso a tutti gli atleti, dal primo all'ultimo, sono tutti uguali per noi, qualcuno è ancora sugli ultimi chilometri di gara. Ed eccoci qua, siamo con i primi applausi che vanno a celebrare il momento magico di Ahmed Uga, che ritrova la vittoria anche sulla mezza maratona, è andato a spasso, si è fatto un bel regalo, quindi tanti auguri e complimenti perché oggi è anche il suo 27° compleanno, un anno per 5 vittorie per tutti i
Eccoci, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa Doji Half Marathon, malgrado il tempo inclemente, tutti sono arrivati felici al traguardo. Un ringraziamento speciale ai volontari che si sono spesi in questa edizione a proteggere gli atleti e i runners che correvano, a tutti i nostri sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa meravigliosa corsa e un grosso arrivederci al 2025. Ciao!